4 volti noti della politica nella corsa a sindaco di Piombino Dese. I candidati hanno infatti tutti precedenti esperienze amministrative, chi in paese, chi in provincia. Tra loro l'attuale sindaco e 2 consiglieri comunali e un ex assessore e consigliere. Con circa 9.500 abitanti, Piombino Dese è una delle propaggini della provincia padovana ai confini con quella di Treviso. Il suo territorio è impreziosito dalla palladiana Villa Cornaro e dalla zona delle sorgenti del fiume Sile. Il risanamento del bilancio, che è un sistema di bilancio disastrato, vendendo quello che si può vendere, perché è l'unico sistema, attivare i tavoli di pianificazione con le imprese, sostenere le famiglie per le rette e per il dopo scuola e poi la trasparenza, quindi una pagina sul giornale Piombino è, la registrazione video dei consigli comunali e il referendum. Per l'IMU un impegno mio personale, quello di tenerlo al minimo per questo anno. Noi siamo la lista che può tagliare le gambe a quella che è praticamente la maschera dell'attuale amministrazione che copre i 5, 6, 7 famiglie che per anni hanno governato Piombino Dese. Innanzitutto una razionalizzazione e un contenimento della spesa pubblica dell'ente, maggiore di quella che finora c'è stata. Secondariamente la necessità di provvedere alla sicurezza del mio ente locale attraverso la costruzione, tra l'altro, della nuova caserma dei Carabinieri di Piombino Dese. E secondariamente un problema da risolvere è quello della sicurezza idraulica del territorio. Il progetto di riqualificazione del Rio La Fossetta deve essere attuato, deve uscire dalla carta e deve diventare esecutivo. Noi puntiamo naturalmente a completare le opere che abbiamo avviato, opere importanti che la nostra comunità si aspettava. Mi riferisco soprattutto al sottopasso di Via Molinella, la conclusione della pista ciclabile Meolde Zanganili, il ripristino della peschiera Don Bosco, le altre piste ciclabili avviate e soprattutto l'urbanistica del nostro comune. Abbiamo realizzato il PAT, vogliamo darne piena attuazione nei prossimi 5 anni. Siamo riusciti a avviare opere importanti per oltre 16 milioni di euro e a dare servizi efficienti al territorio. La prima cosa che farò sarà quella di promuovere un referendum per ottenere questo risultato di andare via dall'Italia. Ecco, questa è la realtà. Poi per quanto riguarda l'aspetto amministrativo locale, al primo posto c'è l'occupazione giovanile e quella delle persone che non hanno una possibilità di lavoro. Sicuramente poi vengono le famiglie oberate da tutta una serie di problematiche legate al fisco, eccetera. Poi gli anziani, sicuramente questo è una delle priorità che abbiamo.